Salve, mi chiamo Gianluca Galvano e sono il direttore dell'unità operativa complessa di diagnostica per immagini, radiologia interventistica e neuroradiologia del presidio ospedaliero Garibaldi 100 dell'ARNAS Garibaldi. Oggi parleremo di ernia discale, una patologia molto comune che interessa gran parte della popolazione mondiale. In cosa consiste? L'ernia è una dislocazione posteriore di parte del disco intersomatico che va a interagire spesso con le radici nervose, dando una sintomatologia che per chi l'ha provata è molto conosciuta, vale a dire un dolore localizzato nel tratto cervicale piuttosto che nel tratto lombare, una limitazione funzionale e una neuropatia caratterizzata da parestesia e formicoli legate alla compressione sulle radici nervose. Ma qual è l'indicazione al trattamento di neuroradiologia interventistica? Bisogna rivolgersi al neuroradiologo interventistica solo dopo che le terapie convenzionali conservative non hanno avuto efficacia e quando non c'è ancora indicazione al trattamento neurochirurgico. Quali sono le opzioni terapeutiche? Dalle semplicissime infiltrazioni mirate, ma che vanno fatte ovviamente in maniera precisa e professionale, alle discectomie percutanee, vale a dire la possibilità di ridurre il volume del disco tramite tecniche mini-invasive, o la radiofrequenza. Questa agisce riducendo la trasmissione del dolore sulle strutture periferiche tramite un antennino di radiofrequenza. Le procedure vengono fatte, come vedete, in sala angiografica piuttosto che in sala TAC. Come vedete non ci sono bisturi ma un ago diretto a livello del disco laddove insiste l'ernia, mirato proprio alla riduzione del volume dell'ernia e quindi della compressione sulla radice. Questa è una immagine che ci fa vedere il prima e il dopo il trattamento con la scomparsa dell'ernia discale. La discectomia può essere fatta anche a livello cervicale, come vedete, e poi abbiamo la radiofrequenza. Questo è un trattamento del dolore focalizzato alla riduzione, come dicevo, della trasmissione nervosa e tutte sono efficaci ma hanno tutte delle caratteristiche vantaggiose: mini-invasività, non c'è bisturi, non ci sono punti di sutura, anestesia locale, precisione millimetrica legata proprio all'utilizzo della TAC piuttosto che dell'angiografo e un recupero rapido con trattamenti fatti in day hospital. In conclusione possiamo dire che si tratta di tecniche sicure ed efficaci se corretta la selezione del paziente. È fondamentale il ruolo di un team multidisciplinare, cosa che è presente all'ARNAS Garibaldi. Ci sono neuroradiologi, neurologi, neurochirurghi e fisiatri che scelgono il trattamento migliore per il paziente, e poi alla radiologia del Garibaldi offriamo risorse di altissima qualità, apparecchiature tecnologicamente avanzate. Di questo devo ringraziare la direzione strategica, nello specifico il direttore generale, il dottore Giammanco, e soprattutto il capitale umano presente nei nostri reparti, formato da medici, infermieri e tecnici di altissima professionalità ed eccezionale rispetto e umanità per il paziente. Grazie per l'ascolto.